Euroregione News. Portogruaro, per un giorno capitale della formazione superiore. Leonildo Turrini, detto Leo, giornalista sportivo e non solo, scrittore di libri. Giordano Mazzi, arrangiatore e musicista che ha collaborato con gente del calibro dei Nomadi, Vasco Rossi, Celentano e tanti altri. Sua Altezza Dino Meneghin, cestista e dirigente sportivo italiano. E per completare il poker c'era Dan Peterson, allenatore di pallacanestro, giornalista e telecronista sportivo. Tutti ospiti del talk show dal vivo condotto da Loris Comisso di Business Formula. Mi è nata in tutti questi anni che ormai dal 1998 seguo la formazione e l'idea mi è venuta perché ho detto vabbè, si può imparare dagli altri, giusto? E quale migliore occasione è chiedere direttamente agli altri come funzionano determinati meccanismi. Nella fattispecie qua in Italia che non si riesce a fare squadra, ecco che abbiamo organizzato con quelli che ho ritenuto che per meriti acquisiti, risultati ottenuti e valori personali incarnavano meglio di tutti quello che era lo spirito di squadra. Da qui abbiamo invitato Dan Peterson, Dino Meneghin, Giordano Mazzi, Leo Turrini, che per vite diverse professionali hanno avuto sempre a che fare con dei team vincenti. Ecco, aggiungo questo perché è inutile imparare da chi non è capace a fare le cose, impariamo da chi è capace a fare le cose, ovviamente. Ma io ho una utopia, forse, in realtà è un sogno, che è quello di rendere professionale ciò che è artigianale, perché vedo che spesso e volentieri il nostro tanto bistrattato Triveneto alcune competenze merita di acquisirle e fatica ad approcciarsi a determinati meccanismi. Pertanto è rivolto alle aziende, in particolar modo a tutti coloro che gestiscono ruoli di potere, come possono essere i manager, direttori, dirigenti, titolari, tutti coloro che in qualche modo gestiscono altre persone. D'altronde il pesce puzza sempre dalla testa. Il punto fondamentale secondo me è la capacità di delegare alle persone, non voler per forza di cosa detenere il potere ad ogni costo, anche quando le aziende sono diventate di una certa portata. Quindi la parola chiave in questo caso è coinvolgimento e delega, di conseguenza. Io ho già preparato il prossimo evento. Certo che mettere in piedi una cosa di questa portata all'interno di un teatro, all'interno di uno staff nostro che da ieri non ha praticamente neanche quasi dormito e pertanto futuro vorrei rifarlo, mi piacerebbe farlo in tutti i tre atti del Triveneto portando i vari argomenti che riguardano il management. Mi piacerebbe che gli imprenditori, invece di stare in un'aula triste di una sala riunioni, potrebbero tranquillamente impegnarsi e venire a vedere che cosa vuol dire fare formazione, che c'è ancora molta retrosità da questo punto di vista. Dello scorso anno abbiamo preso contatti, l'abbiamo presentato a Milano sia a Dan che a Dino, dopodiché abbiamo contattato in quel di Sassuolo e di Modena Giordano Mazzi, Leo Turrini, e hanno accettato, vengono qua in Triveneto, fra l'altro Dan Peterson per le aziende per la prima volta, perché è sempre venuto per il basket e per le aziende è effettivamente la prima volta che mette piede. Mi fa specie una cosa di questo tipo perché a gennaio compie 82 anni, pertanto sì, abbiamo preso la rincorsa un anno abbondante fa e adesso oggi ci divertiamo e oggi è il completamento di questo lungo progetto che riguardava proprio il lavoro in team. Prossimo argomento è già pronto, il titolo è Condurre un'impresa, ve la do in anteprima, condurre un'impresa perché per il famoso detto che chi sta sopra dà sempre il buon esempio, impariamo a gestire rimettiamo al centro, al punto focale l'imprenditore, il titolare, l'amministratore delegato, che voglio o no è anche uno che sopporta e supporta tanto stress durante i mesi e gli anni. Naturalmente non sto parlando di quelli che non hanno valori come l'onestà e la giustizia, quelli a me non interessano, che stiano pure a casa quelli. Beh, guarda, io credo che si debba, da questo punto di vista, selezione del personale, agire molto sulla motivazione, nel senso che la qualità soprattutto dei giovani che escono dal nostro sistema scolastico è per giudizio globale molto buona, persino superiore a quella di tanti paesi europei. Quello dove noi spesso abbiamo dei problemi è nel riuscire a garantire una motivazione a chi deve entrare nel mondo del lavoro, cercando naturalmente di cambiarlo in meglio. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere un grande obiettivo per la classe dirigente, per la classe imprenditoriale del nostro paese. Dare una motivazione vera a chi si mette al tuo servizio, farlo sentire partecipe di un progetto non solo a parole,
ma nei fatti, nella gratificazione per quello che realizzi e nelle prospettive che ti puoi costruire attraverso il tuo lavoro. Conoscenza diretta perché ho 2 figlie che hanno fatto l'università, una in medicina, l'altra in psicologia, altri amici che hanno figli così, è una verità, cioè il sistema scolastico italiano, nonostante quello che molti dicono, è uno dei sistemi all'avanguardia in Europa. Il punto non è come vengono formati dall'università i nostri ragazzi e le nostre ragazze, il problema è che tipo di sbocco poi gli offriamo. Semmai bisognerebbe avere la capacità di agire, intervenire di più sulla connessione tra la formazione scolastica, l'università eccetera e il mondo del lavoro, questo sì. Però io sono contrario alle mistificazioni, soprattutto alle, come possiamo definirle, manifestazioni di pregiudizio, no? Allora un modo di dire la sanità pubblica in Italia fa schifo, no, non è vero, tu prendi qualunque classifica internazionale, la sanità pubblica italiana è una delle migliori in Europa. Prendi il sistema scolastico italiano è un'eccellenza assoluta, vuol dire che le nostre difficoltà arrivano dopo, quando esci da scuola, non prima. E su questo secondo me negli anni è mancata una percezione, una riflessione da parte di chiunque abbia delle responsabilità pubbliche. È sempre una bella cosa alzarsi al mattino e dire adesso ho voglia di andare a fare qualcosa, mai dire che 2 scatole devo andare a lavorare. Questa è la prima cosa. Secondo, non fermarsi mai all'obiettivo minimo, ma cercare di darsi una spinta verso l'alto, in modo da rientrare a casa e dire ok, sono soddisfatto di quello che ho fatto oggi. Faccio parte di un mondo molto piccolo rispetto all'industria, cioè il nostro è un mondo discografico che con tutti i suoi problemi, però penso che comunque la passione regoli comunque tutto l'indotto generale, cioè se tutti facessero il lavoro con passione sarebbe un attimino più facile svolgere il proprio lavoro e comunque le proprie mansioni con un livello produttivo più alto. Diciamo che le persone che hanno passione, lo vedi secondo me al primo acchito, cioè se vedi un collaboratore che ha passione lo vedi in 1000 sfaccettature, diciamo, durante così qualsiasi colloquio, ma anche il fruttivendolo che ti vende l'insalata con grande professionalità e ti spiega le cose, cioè bisogna partire dal punto di vista proprio dalle cose più semplici alle cose più grandi, quindi tutto quello che si fa con passione si fa col cuore e si fa bene. Penso che io non voglio insegnare ai pesci a nuotare, perché qui siamo già manager, quindi sanno benissimo quale sia il lavoro da svolgere. Quello di cui voglio parlare io è la mia esperienza avuta sui campi di pallacanestro, prima come giocatore, poi come dirigente e poi come presidente della federazione, dove il succo in pratica è che senza la collaborazione di tutti, senza avere un unico obiettivo, è difficile arrivare a qualsiasi cosa anche semplice. Quindi il lavoro di squadra, saper stare bene insieme, saper collaborare. E senza la collaborazione di tutti, come ho detto prima, è difficile tutto quanto, anche solo allacciarsi le scarpe. La soluzione è difficilissima perché è una crisi che attanaglia tutto il mondo e quindi si tratta di trovare la possibilità, prima di tutto, forse di abbassare le tasse alle aziende, ai piccoli artigiani, in modo che questi riescano a trovare la strada giusta per continuare il loro lavoro e non dover essere costretti a chiudere la loro azienda. Molto spesso, quasi sempre, si guarda le grandi aziende che hanno migliaia di lavoratori e non si fa attenzione ai piccoli artigiani, alle piccole imprese, alle imprese medio-piccole, che danno occupazione a centinaia di migliaia di lavoratori. Forse un'attenzione maggiore a questa potrebbe permettere a loro di salvarsi. Quando manca il posto di lavoro, tutti quanti pretendono il posto fisso. Il posto fisso statale non esiste più, cioè esiste ma sarà sempre più difficile ottenerlo.
Molti giovani vanno all'estero, quelli più coraggiosi lo fanno, quelli che hanno voglia di arrivare, altri invece forse si arrendono un po' troppo facilmente, però la strada sarà lunga, difficile e la vedo molto molto grigia. Avere un minimo di talento che il buon Dio ti può aver dato. Secondo, amare quello che si sta facendo. Terzo, lavorare come un pazzo per poter raggiungere, non dico degli obiettivi immediati, ma lavorare giorno per giorno con costanza, serietà, professionalità, e grazie a questi piccoli progressi giornalieri ti accorgi che il lavoro paga sempre e alla fine della fiera il lavoro è l'unico segreto per poter aspirare ad arrivare a una certa meta. Però la cosa principale, ci vuole testa per saper fare la cosa giusta al momento giusto, ci vogliono le gambe perché vuol dire essere pronti fisicamente e tecnicamente. Dove non arrivano queste due cose ci deve arrivare il cuore, che è la passione, il coraggio, la determinazione e quant'altro. Queste riunioni qui di team building sono da 32 anni che li faccio ormai, dall'85, quindi più di 1000, quindi poi baso tutte le relazioni che faccio sulla mia esperienza, non cerco di fare un commento tipo professore o cose così, ma cerco di raccontare esperienze vere e quindi per quanto riguarda la voce è quello che non posso cambiare. Poi mi hanno fatto fare diverse telecroniche e altre cose, quindi porta un po' di tutto, perché quando fai una relazione a un gruppo bisogna non solamente portare esperienze, informazione, idee, concetti eccetera, ma bisogna anche parlare con la gente, farli divertire, un po' di spettacolo nel senso giusto, se posso dire. Quindi cerco di far loro divertirsi, di imparare divertendosi. Diciamo, il mio predecessore come commentatore di basket era ovviamente il mitico Aldo Giordani, che è stato il padrino, se vogliamo dire, di tutti i telecronisti di basket che sono venuti dopo. Io avevo uno stile diverso da lui ovviamente era un uomo italiano, cioè, se avesse favorito una squadra all'altra sarebbe stato veramente in difficoltà. Io commentavo le partite NBA in cui non c'erano giocatori italiani, non c'era favoritismo, non c'era tifoseria. Adesso ci sono, comunque la gente si è affezionata ai Lakers, ai Celtics, ai Bulls, a qualcuno e anche c'è molto seguito dopo il nostro lavoro a Canale 5, fra l'altro, di lanciare tutti gli sport americani, football, NFL, che poi l'ha preso Guido Bagatta, poi baseball, altri l'ha preso, anche dopo Bagatta qualcuno ha preso il football americano. E adesso ci sono tifosi che seguono questi sport con abbastanza interesse. Io conosco gente, per esempio, baseball non è uno sport super popolare in Italia, sta crescendo, ma non è, diciamo, a livello per seguito dell'NBA, tanto per dire. Però io conosco persone che spendono $100 ogni anno per avere l'abbonamento a vedere tutte le partite di baseball americano, ma io che sono americano da Chicago non ci penso nemmeno. Quindi c'è un grande interesse nello sport americano, sport mondiale e altre cose, e penso che noi abbiamo un po' seminato questo con il lavoro lì a Canale 5 all'inizio degli anni 80. Ovviamente quando tu parli con un gruppo di manager o di futuri manager, tu parli già con gente preparata, okay? Bisogna sapere che non si sta scrivendo su una pagina bianca, loro hanno già qualche cosa che hanno imparato o dall'università o esperienza o qualcosa, magari hanno fatto manager, magari no, e poi per di più, se sono qua per un corso del genere di formazione, se vogliamo chiamarlo così, sono motivatissimi, quindi sono aperti ad ascoltare, e per questo bisogna dare qualcosa a loro, bisogna cercare di e io in queste qui cerco di rispondere alle loro domande, perché loro mi danno, ovviamente non c'è una domanda dopo più di 30 anni di fare più di 1000, non c'è una domanda che non abbia io sentito almeno 100 volte, se non 500 volte. Quindi le domande più comuni sono: cosa fare con un uomo che ha talento però che non si inserisce bene
nel gruppo, nel contesto di squadra. E l'altro è qual è il ruolo del capo, che obiettivi deve avere il capo. Poi io cerco di spiegare queste due cose: cos'è l'allenatore, cos'è la squadra, cos'è il lavoro. E più che altro non parlo di concetti astratti, io parlo sempre quello che chiamo io la quoziente umana, di saper lavorare con la gente, cioè motivare, di saper ascoltare, di non parlare sempre, di risparmiare la voce e di fare domande e lasciare l'altra persona spiegare le cose, esprimere i suoi dubbi, le sue difficoltà, le sue domande, e cercare di fare questo, di aiutare loro. Come ti posso aiutare? Questa è la mia domanda, e secondo me deve essere la domanda, diciamo, che il capo manager, se vogliamo, deve fare alla sua squadra, ai suoi giocatori, alle persone che lavorano con lui. Come posso aiutare e trasferire e aiutare loro con la sua esperienza. Da Portogruaro per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.